Serie B-Win. Tutti i colori della passione. La 40ª giornata della Serie B-Win mette di fronte al Mecchia il Portogruaro di Agostinelli, costretto a vincere per non vedere spegnersi le residue speranze salvezza, e l'Empoli di Aglietti che si gioca le ultime carte in proiezione play-off. Il tecnico di casa si affida al suo 4-2-3-1 con Altinier, punta dell'iceberg. Quello toscano risponde con il collaudato 4-4-2 con Forestieri e Coralli in prima linea e Nardini e Saponara pronti a stantuffare sulle corsie. Non sono trascorsi nemmeno 180 secondi e gli ospiti vanno subito vicino al gol. A provarci è Musacci su punizione. Furlan spedisce in angolo il primo vero pericolo del match. Al 12° arriva la risposta del Portogruaro. Cunico imbecca Tarana, il quale però, da favorevole posizione, non inquadra lo specchio della porta difesa da Pelagotti. In prossimità della mezz'ora, ancora i veneti sugli scudi. Scozzarella su punizione proietta per la testa di Altinier, che complice una deviazione di Stovini conclude di poco alto. Il finale di tempo vede sempre l'11 di Agostinelli protagonista. Cunico ci prova ma non trova la porta al 35°. Subito dopo, ancora Scozzarella, che su punizione mette di poco fuori. La risposta empolese è affidata a Forestieri, che però, proprio nei minuti finali della prima frazione, conclude debolmente tra le braccia di Furlan, che può bloccare senza eccessivi patemi. I padroni di casa sembrano avere più motivazioni, ma il gol non arriva, e così la prima frazione va in archivio a reti inviolate. In apertura di ripresa, il Portogruaro prova subito ad accelerare. Tarana controlla male, facendo così sfumare un'azione che avrebbe potuto produrre effetti decisamente migliori e insidiosi per la porta toscana. Al 10° è la volta di Matteo Scozzarella, il suo pericoloso tracciante finisce a lato per questione di centimetri. Il Porto insiste ma la precisione continua ad essere un optional. Ad un quarto d'ora dal 90°, Cunico colpisce male da favorevolissima posizione. A 10 dalla fine si vede finalmente anche l'Empoli. Conclusione senza troppe pretese effettuata da Vinci, che si sgancia dalle retrovie ma con un po' minimamente impensierire Furlan con il suo tentativo. Ben più insidioso è il successivo tentativo di Soriano, che impegna severamente Furlan dalla distanza. Eccolo qui il destro pericoloso del giocatore di Aglietti, che va vicinissimo al gol. Attento comunque l'estremo difensore di casa. A 4 giri di lancette dal 90°, l'episodio che decide il match. Fallo di Lanzoni su Coralli, Doveri indica il dischetto. Lo stesso Coralli impallina Furlan per il sigillo personale numero 17 in Serie B-Win del bomber azzurro, che consegna di fatto all'Empoli il successo proprio in zona Cesarini. I padroni di casa provano nel finale a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Splendida rovesciata di Espinal, il cui pregevole gesto tecnico avrebbe meritato miglior sorte. Ma subito dopo per Agostinelli piove sul bagnato, perché Gerardi viene espulso per rosso diretto, cacciato per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara Doveri, che non ha dubbi nel mandarlo anzitempo sotto la doccia. 3 punti di platino per l'Empoli in chiave playoff. Per il Porto è notte fonda.